Buonasera e ben ritrovati. Siamo di nuovo negli studi della Tenda TV per La città che vorrei e proseguire insieme questo viaggio informativo in vista dell'appuntamento elettorale. Prima di dare spazio alla prima lista, vi ringraziamo perché in tanti ci avete seguito martedì sera per il confronto fra i 4 candidati sindaco e abbiamo ricevuto anche tanti apprezzamenti e questo non può che non farci piacere. Vi presento subito la prima lista di questa sera, sarà una serata lunga, iniziamo ora e finiremo verso le 23, 3 sono le liste in programma questa sera e la prima ospite nei nostri studi è la lista Forza Vittorio, che è una delle 5 che fa parte della coalizione del candidato sindaco Giovanni Braido. In studio per la lista Forza Vittorio c'è il capolista Michele Toffoli. Buonasera. E la candidata Rossella Florean. Buonasera. 5 le liste, abbiamo detto, a sostegno di Giovanni Braido, quindi per la lista Forza Vittorio ci sono questa sera a disposizione 24 minuti e come sempre da casa vi ricordo che potete interagire con noi e nello specifico domande agli ospiti qui in studio via SMS e WhatsApp al numero come sempre in sovraimpressione che è il 348 21 11 373. Sono quindi le 21:02, iniziamo allora questo appuntamento di approfondimento con Forza Vittorio. Parto da lei, Toffoli, volevo chiederle innanzitutto perché la civica Forza Vittorio ha deciso di sostenere Giovanni Braido. Bene, chiedo solamente un minuto perché oggi abbiamo portato al Camposanto un grande uomo per conto mio politico, l'avvocato Caldarta, al quale faccio le mie condoglianze e al quale devo anche la mia entrata in politica, se vogliamo. Insomma, sono stato anch'io tra i suoi sostenitori quando scese in campo per fare il sindaco, quindi questo mi sembra doveroso, questo omaggio certo. a un personaggio che ha fatto la storia politica di Vittorio Veneto. Ora veniamo a noi. Forza Vittorio perché si schiera con Giovanni Braido? Beh, innanzitutto perché me l'ha chiesto lui espressamente. Sono più di 5 anni che, a parte che io e Giovanni ci conosciamo dai tempi in cui lui era vice sindaco, io ero in consiglio comunale come consigliere di Forza Italia. Ma poi questo tipo di rapporto tra me e lui non si è mai, non è mai terminato, anche quando lui ha, si è messo un po' a riposo, se vogliamo, politicamente parlando, ma noi abbiamo continuato sempre ad avere un dialogo molto stretto, molto franco su quello che succedeva, nella vita politica di Vittorio Veneto. E questo ha portato a instaurare una stima reciproca e anche, devo dire, un'amicizia, insomma, ecco. E quindi quando lui mi ha chiesto se ero disponibile a dargli una mano, non ho avuto esitazioni, anche perché avevo deciso di saltare praticamente, ma perché non potevo onestamente appoggiare un'amministrazione che aveva fallito completamente, ma poi sono successi i fatti che tutti sappiamo, queste divisioni all'interno della Lega e quindi a quel punto diciamo che c'è stata un deciso inversione di tendenza e quindi hanno candidato per conto mio fosse l'uomo che già da troppo tempo rimaneva in panchina. Ecco, tante volte mi chiedo come mai i partiti tengano i migliori personaggi in panchina. E quindi siamo qui, desidero anche ringraziare tutti i componenti della mia squadra perché rifare una lista non è semplice, specialmente di questi tempi dove la politica non è che appassioni, diciamocela tutta, non appassiona perché insomma vediamo ogni giorno quello che succede e anche a livello amministrativo qui a Vittorio Veneto purtroppo non è che abbiamo degli esempi proprio di attività che incoraggi. Quindi mi sento di ringraziare tutti quanti perché io praticamente ho costruito una lista da zero, nuova per Forza Vittorio con tutti uomini e donne per conto mio validi e soprattutto che hanno avuto fiducia in me perché tutto sommato sono stato io ad andare a chiederglielo e quindi sentirsi dire sì Michele mi impegno, devo dire che non finirò mai di ringraziarli, sono convinto che questo ci porterà
ad avere, insomma, a fare una bella figura senz'altro. E a proposito di squadra, ecco, c'è da dire che Forza Vittorio è la lista più rosa perché ci sono ben 9 donne su un totale di 16 candidati. Quindi Rossella Florean, chiedo a lei un po' questa squadra al femminile, come si declina? Ma insomma è una squadra fatta di tante professionalità diverse. Quello che caratterizza la squadra è sicuramente una voglia di essere squadra veramente, di non essere solo un nome in lista. E questa è una caratteristica che devo dire è molto femminile. Normalmente quando una donna prende a cuore qualcosa poi diventa un lavoro vero. In questo siamo brave, siamo ben oliate, siamo tutte non giovanissime e quindi tranne una che invece è giovanissima. È giovanissima. E quindi stiamo facendo un grande lavoro, soprattutto un grande lavoro di condivisione progettuale, ecco. Devo dire che io mi trovo molto d'accordo qualche volta quando sento Giovanni Braido mettere a terra le cose semplici, no? E vorrei dire che questa non è una mancanza di visione, perché spesso si pensa che si evidenzino solo le cose da fare nell'imminenza, ma in realtà da lì per avere una visione che sviluppi qualcosa di grande bisogna partire col mettere a posto le cose che servono a far funzionare la macchina, perché sennò è come se noi portassimo in città un raduno di Porsche e poi abbiamo le strade con le buche, no? Ecco, questa cosa non funziona se vogliamo diventare qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso non significa snaturare la città, ovviamente, con una storia anche molto significativa, ma questa storia significativa deve, come dire, trovare nuovo ossigeno con nuove modalità di proposizione, no? E soprattutto dobbiamo mettere in campo tutte le relazioni che abbiamo, perché siamo in un mondo in cui nessuno più corre da solo. Su questo stiamo lavorando tutti assieme. Bene. La lista ovviamente ha già dato avvio a tutta una serie di iniziative sul territorio per farsi conoscere, sta contribuendo ed ha contribuito al programma elettorale del candidato Braido. Chiedo a lei, Toffoli, so che un tema caro di Forza Vittorio è quello del co-housing. Di che cosa si tratta e cosa proponete per la città di Vittorio Veneto su questo fronte? Parliamo quindi di anziani, di sociale. Sì. Diciamo innanzitutto che questo è un tema che a me stava a cuore ancora prima che partissimo con questa campagna elettorale. Attraverso il mio blog che era sulla Testa Vittorio volevo già parlarne, poi purtroppo è arrivato il Covid ovviamente ha sconvolto i piani di qualsiasi persona. E poi ho dovuto attendere tempi migliori perché anche subito dopo il Covid non c'era gente che aveva paura di trovarsi ancora assieme. Insomma, per farla breve, siamo arrivati ad adesso. E quindi sono ben felice di parlare di questo co-housing. E mi fa anche piacere che dopo di me siano usciti tutti, anche gli altri, con il co-housing. Non perché non lo sapessero, ma però mi chiedo, se sapevi cosa era il co-housing, perché chi poteva farlo non l'ha attuato. Allora, usiamo un termine inglese, però il co-housing è una coabitazione. Diciamo che il co-housing è una forma di coabitazione nata nei paesi del nord e in America, soprattutto. Principalmente qui da noi viene utilizzata per persone fragili, quindi persone con portatori di handicap, oppure per persone anziane. Teniamo presente che in America, specialmente in America e anche nei paesi scandinavi, ci sono proprio delle famiglie anche normali che creano il co-housing, perché il co-housing che cos'ha come caratteristica? Quella di condividere alcuni spazi comuni. Cosa vuol dire? Allora il co-housing inteso come lo intendo io per Vittorio Veneto, e abbiamo fatto anche un convegno con 3 relatori molto interessante e ringrazio chi ha partecipato. Si intende nel dire che ognuno ha una propria parte di intimità, cioè di privacy, quindi cosa vuol dire dorme
nella sua camera da solo, c'ha il suo bagno, c'ha anche un piccolo soggiorno, però alcuni servizi essenziali, io faccio sempre l'esempio della lavanderia, della cucina, dell'asporto rifiuti, della fisioterapia, della stanza dove diciamo fare anche comunità, sono gestiti in maniera insieme. Questo perché? Per due motivi essenzialmente. Il primo, prettamente economico, cioè dividendo determinati costi è ovvio che vanno a incidere meno per ogni famiglia. Ma il secondo, che secondo mio è il più importante, è proprio quello per creare comunità, perché la malattia più subdola che colpisce l'anziano è la solitudine. Perché fortunatamente la medicina ci ha portato a vivere più a lungo, però spesso l'ultimo pezzo della nostra vita diventa più un calvario che una vita. E quindi il comune di Vittorio Veneto, qualora voi foste parte insomma, dell'amministrazione, come attuerebbe questo co-housing? Ma il co-housing innanzitutto sarebbe quasi pronto a Vittorio Veneto, perché il Palazzo Piazzoni era nato con questa iniziativa. So che sono stati anche stanziati dei fondi, sono stati fatti anche dei lavori, e poi non lo so come mai, perché ovviamente io non sono in amministrazione, la cosa un po' si è fermata. Quindi da parte nostra avremmo individuato senz'altro, senza dubbio, quella location, anche perché per conto mio si presterebbe in maniera veramente straordinaria con un restauro fatto ad hoc. E invito eventualmente la gente ad andare a Treviso a vedere l'ISRAC, dove c'è già un primo esempio di co-housing, dove devo dire che francamente ci andrei ad abitare subito, perché ci sono degli spazi, c'è del verde, sono in centro città, perché non dimentichiamo anche questo, perché poi a una certa età uno ha anche difficoltà nel potersi muovere, e quindi anche il centro Piazzoni ha le stesse caratteristiche, è all'interno della città, tra l'altro all'interno di Serravalle, fornita di tutti i servizi, e quindi io vedrei bene, lo vedremo bene lì, insomma. Ecco. Guardi, arriva da casa un primo input che vi fanno i complimenti, finalmente si parla un po' di sociale. Grazie. E un altro tema caro a Forza Vittorio è la cultura, e so che a tal proposito ci sarà il 25 maggio, quindi a brevissimo, un incontro che avete organizzato dal titolo Guardare oltre, per quale cultura, per quale città. Florian, di che cosa si tratta e come vedete voi la cultura a Vittorio Veneto? Allora, il convegno è anche una parola grande, perché è proprio un incontro per le persone che hanno voglia di venire ad ascoltare, quindi sarà una giornata di ispirazione con una serie di relatori che hanno poi realizzato dei progetti importanti che hanno inciso molto nelle città in cui sono stati realizzati, il che significa non solo che sono stati dei bei progetti di cui si è parlato molto, ma che quei progetti hanno creato un nuovo centro cittadino o un nuovo senso di quel territorio, quindi creando dei cambiamenti anche molto significativi. La scelta di questo convegno è stata fatta perché io ho pensato, tutti mi chiedono, io vengo un po' da quel mondo e quindi mi chiedono come vedresti, cosa faresti di diverso, in una città che comunque di cose ne ha fatte tante, cioè non è una città sonnacchiosa da quel punto di vista, però sembra quasi che pur l'insieme di tutte queste cose non dia i risultati sperati, sia dal punto di vista strettamente culturale che dal punto di vista delle ricadute di quegli eventi sulla città, no? E quindi mi sono detta, guarda, anziché spiegare a parole mie come farei le cose, lo faccio attraverso le parole di altre persone e poi le sintetizziamo assieme, perché comunque quello che vorrei che passasse è che i modi per cambiare le cose ci sono, stanno dentro però a delle reti di relazioni che sono anche, come dire, il volano di quello che poi tu puoi portare a realizzare concretamente, singolarmente. Quindi questa rete di relazioni dà delle possibilità incredibili anche di portare a Vittorio cose che difficilmente si riuscirebbe sia per eventuali costi che per il fatto che bisogna anche accettare determinate location quando si fanno determinate operazioni, no? Quindi non è tutto così semplice, non è tutto legato al denaro, anche se il denaro serve,
e non è tutto legato alla buona volontà. Bisogna mettere in rete tutto e soprattutto guardare oltre, cioè guardare fuori dai nostri confini, perché noi siamo una bellissima città, piccola, che potrebbe tranquillamente diventare partner di iniziative molto più grandi. Questo che cosa significherebbe? Significherebbe che pensando a una progettualità di 5 anni, perché questo è sempre un po' il segreto, no? Come lo è in altri tipi di argomenti delle amministrazioni, anche la cultura, se esce con una progettualità di 5 anni legata a degli enti importanti, forse quello che fa non va tutto sulle spalle del comune, no? Che magari è un comune non enorme e quindi per quanto voglia fare, e se il sindaco sarà Giovanni Braido, mi sento di dire che farà tutto il possibile perché crede molto in questa leva, ma giustamente quando mai ci ricapita di essere sulla via di Cortina 2026? Allora o noi pensiamo a una progettualità molto articolata, però fatta anche di cose molto significative che non escludono poi il coinvolgimento delle associazioni così eccetera, però che creano delle situazioni che diventano un traino, un'attrattiva più grande e dentro delle relazioni che poi ci permettono di andare anche verso questi eventi, se no diventiamo una strada di passaggio e non può che essere così, non è per Vittorio, capita ovunque così, la differenza lo fa veramente visione, relazioni e una politica che voglia tanto che la cultura sia quella leva che fa la differenza. Diventa la leva anche per il turismo, perché non dobbiamo dimenticarci che sì, le colline del Prosecco, così eccetera, però siamo dentro ma anche un po' fuori da tutto quell'argomento lì, no? Allora dobbiamo chiederci perché e come entrarci anche, no? Non dobbiamo solo aspettarci di essere dentro delle cose, dobbiamo anche essere una parte che determina una propria identità. E su questo io penso di poter lavorare davvero molto e molto bene, perché insomma sono 25 anni che vivo all'interno di queste relazioni in tanti luoghi, Sì. in tanti musei italiani e così via. Approfitto allora, visto che lei è la specialista del gruppo di cultura, ci sono arrivate 2 domande da casa. La prima è: cosa salvate di quanto fatto negli ultimi anni e cose gettate dalla torre? Allora guardi, le darò una mezza risposta perché chi mi conosce lo sa, non è proprio nel mio stile gettare dalla torre nessuno. Io penso che in ruoli come l'assessorato alla cultura, chi dirige questa nave, come posso dire, dà se stesso, in questo come in altri assessorati, da se stesso cosa vuol dire? Esprime la sua storia, no? Quindi il suo modo di stare dentro questa cosa con le sue competenze. E quindi dalla rupe io non getto proprio nessuno. Io penso che, fatto salvo che siamo in un territorio, il Veneto in generale, che è fortemente associativo e che quindi questa cosa sia comunque un valore per i territori, bisogna un po' differenziare dove concentrare le proprie energie. Io farei tante cose diverse, sì, sicuramente farei tante cose diverse. Salverei in assoluto, ecco, diciamo le cose belle, salverei in assoluto il concerto di violino, il concorso, scusate, di violino, certamente facendogli fare un salto in avanti, nel senso che è già un evento molto importante, è già un evento di qualità, ha iniziato, non è un evento ancora internazionale, nel senso che si è aperto verso l'internazionalità orora, come posso dire. Il salto vero sarebbe entrare nei circuiti importanti, no? E anche questo, il discorso è sempre lo stesso, anche questo si fa attraverso le persone che già stanno nei circuiti internazionali, ecco, questa cosa la salverei sicuramente. Quindi diamo appuntamento al vostro convegno sabato 25, a che ora e dove? Sabato 25 alle ore 10 presso l'Aula Magna delle Giuseppine.
Ci sono 120 posti, quindi io naturalmente spero di avere tutta la città. Il posto non è enorme, però ci sarà una diretta streaming, comunicheremo poche ore prima come collegarsi e quindi in vario modo tutti potranno partecipare. Aggiungo anche, se posso, che anche noi attiveremo questo meccanismo di poter fare le domande anche tramite la diretta streaming, e quindi io farò questo lavoro di sintesi anche rispetto ai relatori tra la città e appunto chi è sul palco. Altra domanda da casa, la pongo a lei, Toffoli. Sì. Chiedono anzi, il Papadopoli, Braido parla di difficoltà a promettere qualcosa alla biblioteca, idee, progetti, voi cosa ne proponete? Lei è anche un cenedese, se non sbaglio. Io sono cenedese doc, esatto, sono nato proprio a Ceneda. Dico una cosa molto semplice, è inutile che continuiamo a promettere cose che poi non riusciamo a fare. Ogni anno, ogni tornata elettorale a Ceneda si promette l'impromettibile. Ogni volta si risolve il problema del traffico, la piazza e la Villa Papadopoli. Ogni volta Ceneda viene utilizzata come serbatoio di voti dal partito che in quel momento grida più forte o promette di più. Questa è la verità. E io lo dico ai cenedesi, lo dico sempre il giorno dopo che si è insediato il sindaco e iniziano nuovamente a lamentarsi. Bisogna essere molto realisti, cari signori, lo dico molto tranquillamente. Villa Papadopoli per me è eccezionale, però in questo momento bisogna fare delle scelte. Bisogna fare delle scelte ben precise. Innanzitutto bisogna capire che cosa vogliamo fare di Villa Papadopoli, perché io ho sentito di tutto. Sono stato a convegni di altri candidati, ho letto che c'è gente che ormai ha tutte le ricette pronte e che nel giro di qualche anno mette a posto tutto, ingrandisce la biblioteca, sposta le associazioni, ormai mi sembra di giocare a Monopoli perché le associazioni vengono spostate di volta in volta. La verità è un'altra, i soldi per Villa Papadopoli al momento non ci sono, quindi è ovvio che non si lascia cadere una villa del genere. Sarà compito della prossima amministrazione, come prima cosa, intercettare dei fondi. Questo senza dubbio. Però potremmo fare qualcos'altro, potremmo rivitalizzare quel bellissimo parco all'italiana che abbiamo, che è uno dei più belli d'Italia, e invece di lasciarlo in mano, diciamo, a dei personaggi che non sempre vanno lì per godere della natura o per vedere gli alberi che sono unici, potremmo lì sì rivitalizzarlo. Un parte è già stato fatto dalle mamme di Cenere, alle quali va il mio plauso, però dovrebbe essere utilizzato in maniera diversa. Ecco, questo è quello che io mi sento di dire in questo momento. È inutile che io adesso venga a dire che cosa farai lì, che li porterai alla biblioteca, che li farai un albergo, che li farai un centro termale, e poi cosa hanno detto ancora? Cioè, stiamo con i piedi per terra. Bene. Io direi. Allora, sono le 21:24, ancora 2 minuti per chiudere, quindi chiedo a uno dei due chi vuole rispondere perché l'8 e il 9 giugno votare per la lista Forza Vittorio. Dovete votare per la lista Forza Vittorio, vi chiediamo di votare per la lista Forza Vittorio essenzialmente per questi motivi. Primo, siamo una lista di persone mediamente capaci, non dico che siamo bravi, siamo mediamente capaci, siamo una lista che ha fatto squadra, che ha condiviso, come ha detto Rossella, determinate problematiche della città, ma soprattutto che ama la città di Vittorio Veneto. Andate a vedere i nomi dei componenti e vedrete che non troverete nessuno che potrebbe avere un conflitto di interesse nell'andare in amministrazione, e questo, credetemi, è già importante, perché se andiamo a vedere anche la passata amministrazione potremmo dire alcune cose. Quindi questo per conto mio è una fonte di garanzia. Poi vorrei dire, e qui lasciatemela tirare visto che siamo in chiusura, che forse siamo stata l'unica lista che ha messo in piedi due, chiamiamole conferenze, pseudo-conferenze, due convegni su qualcosa di veramente interessante per conto mio e che possa avere un futuro. Quindi non abbiamo presentato la lista dei sogni, non abbiamo copiato il libro di Ido da Ros, il libro dei sogni, ma abbiamo presentato delle realtà che sono realizzabili
e che se avremo l'onere e l'onore di andare al governo della città, senz'altro faremo. Quindi io chiedo umilmente, votate. Innanzitutto andate a votare, perché la mia preoccupazione è che il partito maggiore sia quello dell'astensionismo, quindi andate a votare perché è un diritto dovere andare a votare. Potete esprimere il nome di un maschio e di una femmina, quindi utilizzate anche questa possibilità, inserite il nome perché non è semplice mettere solamente la croce, e dateci fiducia. La democrazia dice che per 5 anni uno governa, se poi non è stato bravo torna a casa. E grazie. Grazie allora a Michele Toffoli e a Rossella Florean, qui stasera in rappresentanza della lista Forza Vittorio, a sostegno ovviamente del candidato sindaco Giovanni Braido, come detto in apertura. Ora dunque una breve pausa e ritorniamo tra pochi minuti con una nuova lista, che è la lista civica Gianluca Posocco sindaco. A tra poco.